Ho appena fatto la mia prima passeggiata d'autunno. Sì, perché da ieri in realtà siamo nella stagione autunnale. Infatti si è verificato il fenomeno dell'equinozio d'autunno. Equinozio dal termine latino equinozium, notte uguale. Sì, perché è il periodo in cui la durata del giorno è uguale alla durata della notte. Solitamente nel corso dell'anno ci sono due equinozi, c'è l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, che quest'anno, vale a dire nel 2024, è caduto proprio ieri, il 22 settembre. Ed è un fenomeno particolare perché, come dicevo prima, inizia la stagione autunnale, la natura inizia ad assumere atmosfere diverse, per cui i colori virano verso il giallo, il rosso e l'arancione, assumendo e quindi dando delle note particolari. Pensate che in tutto il mondo ci sono eventi particolari legati al fenomeno dell'equinozio. In India si celebra, a Stonehenge nella zona del Messico, c'è la disposizione di pietre particolari legata al flusso della luce. Però a me è rimasta una curiosità. In Italia non ho trovato eventi particolari legati a questo fenomeno. Voi avete notizie a questo riguardo? Riuscite a soddisfare la mia curiosità? Se sì, io vi invito a scrivere qui sotto in modo da darmi qualche altra informazione.